buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Crisi idrica, un'emergenza senza fine. Ad aprile gli invasi semivuoti. Gli esperti raccomandano di limitare i consumi idrici. Agli agricoltori della Piana di Catania 600 litri di acqua al secondo. Da lunedì al via i lavori per canalizzare le acque del Simeto. Sono stati Carandente e Fina a impedirci di uscire di casa nei giorni della purificazione. Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia, ribadisce la sua versione. La strage avvenuta al culmine di un rito per scacciare il demonio. Catania, stupro di gruppo alla Villa Bellini. La tredicenne vittima della violenza conferma l'orrore subito dal branco durante l'incidente probatorio. Uno dei 7 imputati di origine egiziana, lei era consenziente, si è spogliata e si è offerta per prima. Località turistiche siciliane prese d'assalto per il lungo ponte del 1° maggio. Tra le mete preferite il mare, ma anche i siti archeologici. Calcio in Serie B, il Palermo cerca la vittoria al Barbera contro la Reggiana per uscire dalla crisi e blindare il 6° posto. I rosanero ritrovano Ranocchia. In Serie C Catania sfida il Benevento nella partita decisiva per i play-off o i play-out. Il Messina, già salvo, fa largo ai giovani per l'ultima gara contro il Monopoli. Ancora una volta ben trovati a questa prima edizione del nostro giornale. C'è in primo piano ancora una volta la siccità, perché insomma la crisi è sempre più vicina. I dati dell'autorità di bacino fotografano invasi semivuoti. Per l'esperto il razionamento è una misura necessaria. Lorena Dolci. In Sicilia mancano all'appello 172 milioni di metri cubi d'acqua. In percentuale gli invasi hanno raccolto il 35% in meno rispetto all'anno scorso. Sono i dati dell'autorità di bacino che fotografano al 1° aprile una realtà sempre più preoccupante. Lunghi mesi trascorsi senza piogge hanno fatto scattare l'emergenza siccità, come l'anno scorso, quando il peggio fu evitato grazie a piogge tardive. L'anno scorso la stagione fu salvata da queste piogge anomale di maggio e inizio giugno, no? L'anno scorso fu il maggio più piovoso di tutta la storia meteorologica della Sicilia. Quest'anno dovrebbe succedere la stessa cosa, solo che è molto improbabile, ecco, che accada. Miracoli a parte, quindi si corre ai ripari per salvare agricoltori, allevatori e anche la vita quotidiana. Nell'agenda della cabina di regia creata dalla regione siciliana ci sono nuovi pozzi, il pompaggio dei fiumi, dissalatori, mentre in varie città si impongono misure di razionamento. È assolutamente necessario in questo momento limitare i consumi, ridurli, diminuire adesso per non restare senza dopo. L'Ordine dei Geologi ricorda però le condotte Colabrodo, dove si perde quasi la metà dell'acqua trasportata. Intanto inizieranno lunedì prossimo e dureranno 3 giorni i lavori per canalizzare provvisoriamente le acque del fiume Simeto a Ponte Barca, dove si registrano perdite delle paratoie. Lo ha stabilito la cabina di regia per l'emergenza idrica guidata dal presidente della regione Schifani. La deviazione temporanea consentirà l'immissione in alcune zone del territorio della Piana di Catania di circa 600 litri di acqua al secondo che sopperiranno parzialmente ai gravi problemi di irrigazione di cui soffre il territorio, dove gli invasi appunto sono quasi vuoti. E adesso invece ci occupiamo di cronaca, torniamo a parlare della strage di Altavilla Milicia. Continua lo scambio di accuse tra i 3 adulti accusati della strage e soprattutto l'accusato principale, cioè il muratore Giovanni Barreca, e poi c'è anche la coppia di predicatori Sabrina Fina e Massimo Carandente. Ad uccidere la moglie e 2 dei 3 figli, secondo Barreca, sarebbe stata proprio la coppia, mentre i 2 sostengono di non essere mai stati nella villetta degli orrori durante quel tragico esorcismo. Manlio Viola. La strage di Altavilla non fu un'idea di Giovanni Barreca, ma della coppia di predicatori suoi amici. Almeno questo è quanto sostiene l'uomo accusato di aver ucciso la moglie e i 2 figli con la complicità della 17enne terza figlia nell'ambito di un drammatico esorcismo. Sono stati Massimo Carandente e Sabrina Fina a impedire a tutti noi di uscire di casa nei giorni delle preghiere di purificazione, ribadisce Giovanni Barreca in una nuova ricostruzione fatta davanti al suo legale Giancarlo Barracato,
imputato, al quale ha confermato di essere estraneo alle violenze, indicando come colpevoli del triplice omicidio la coppia. I due, per parte loro, hanno invece sempre sostenuto di non essere mai stati nella villetta di Altavilla Milicia degli Orrori durante i delitti e di essersi limitati a partecipare a riti di preghiera nei giorni precedenti. Sulla strage ci sono 2 inchieste in corso, una della Procura di Termini Imerese nei confronti dei 3 adulti, l'altra della Procura dei minori di Palermo, che procede nei confronti della figlia 17enne del muratore, unica sopravvissuta agli orrori di quella casa. Nei prossimi giorni la procuratrice Claudia Caravanna, che coordina questa seconda inchiesta, interrogherà Fina e Carandente. I carabinieri di Taormina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 persone di 48 e 80 anni residenti nella provincia di Catania, ritenute responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un imprenditore. Dall'indagine è emerso che i 2 uomini dal 2019 avrebbero dapprima costretto l'imprenditore, che in passato gestiva una catena di supermercati nella provincia etnea, a rifornirsi di carne presso un'azienda per la quale lavoravano come rappresentanti, in modo da potersi garantire delle provvigioni sicure. In un secondo momento il 48enne e l'80enne, evocando l'appartenenza di quest'ultimo al clan mafioso dei Laudani, avrebbero iniziato a pretendere dietro minacce delle somme di denaro contante. Sulla scorta di quanto accertato, i 2 indagati avrebbero estorto complessivamente circa 6.000 euro, oltre a quanto ricevuto dall'imprenditore come corrispettivo delle singole fatture, appunto, di carne. E adesso a Catania la 13enne, vittima dello stupro di gruppo alla Villa Bellini, ha confermato l'orrore subito dal branco dei 7 giovani di origine egiziana. 2 giorni fa l'incidente probatorio, uno degli imputati maggiorenni ha tentato di respingere le accuse, si era spogliata lei. Sentiamo. Separati da un vetro oscurato, da una parte c'è lei, la 13enne stuprata il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini. Dietro la parete c'è il branco, i 7 egiziani, alcuni minorenni, accusati di avere messo in atto quella violenza. La ragazzina ripercorre quei momenti dell'orrore confermando il racconto già reso ai carabinieri. Lo fa nel corso dell'incidente probatorio che cristallizza la testimonianza nella fase delle indagini. La coppia di fidanzatini, sentiti uno dopo l'altro, non dovrà dunque ripeterla in aula una volta che il processo avrà inizio. L'incubo inizia con il gruppo che scopre la coppia appartata nei bagni e la filma. Il fidanzatino 17enne chiede di cancellare il video, offrendo in cambio i pochi soldi, sigarette e un power bank. Poi la violenza vera e propria da parte di 2 egiziani. Dietro la porta chiusa del bagno, tenuto fermo a forza, c'è il fidanzatino. C'è chi lo picchia e chi vuole partecipare allo spettacolo. Esce uno, entra l'altro. Quell'attimo di distrazione è la fuga, la denuncia, gli arresti. Dicevo basta, chiedevo di smetterla, ma non riusciva a urlare, ha ribadito la ragazza. Contro queste parole uno degli indagati ha voluto fornire la sua versione. Lei era consenziente, si è spogliata, si è offerta lei per prima. Fondamentale sarà il racconto del fidanzatino, difeso dall'avvocato Eleonora Baratta e dichiarato in grado di testimoniare dopo la richiesta di una perizia sulle sue condizioni psicofisiche causate da precedenti traumi. Adesso si attende la decisione del GIP sui 7 indagati, tutti detenuti e accusati di stupro di gruppo. Dopo il caso delle spese fuori misura alla mostra del cinema a Cannes, scoppia adesso lo scandalo dello sperpero di denaro legato al progetto Sea Sicily. La Sicilia rischia un buco di quasi 22 milioni. Vediamo. Un buco da quasi 11 milioni di euro già certificato ed altri 10 milioni di euro a rischio. Sono le cifre del flop del programma Sicily lanciato dalla regione siciliana in pieno Covid per far ripartire il turismo nell'isola. Il buco è frutto del totale delle spese fatte con fondi comunitari ma che l'Europa non riconosce. Su 33 milioni e mezzo la Commissione europea non pagherà alla regione 10 milioni e 700 mila euro già spesi, mentre sono a rischio altri 10 milioni usati allo stesso modo ma non ancora verificati da Bruxelles. La regione dunque dovrà pagare queste somme di tasca propria. Questo perché il meccanismo utilizzato non ha funzionato. In pratica la regione ha pagato albergatori e tour operator per mettere i servizi a disposizione dei turisti. In seguito ha tentato di avere indietro le somme relative alle stanze e ai tour prenotati ma non usati, ma senza riuscirvi. Gli albergatori hanno opposto il principio in base al quale stanze e servizi prenotati sono rimasti a disposizione dell'amministrazione comunque. Ma Bruxelles non accetta queste
voci e non pagherà servizi non fruiti. Per la maggior parte di queste somme si fa riferimento a due voci. Si tratta di 4 milioni di euro per i pernottamenti, quasi il 60% del totale dei voucher erogati, a cui si aggiunge una rettifica del 10% del valore di quelli utilizzati. La stessa cosa succede con i voucher per le escursioni e i servizi accessori, 3 milioni di spesa inammissibile corrispondente ai voucher non utilizzati, più una rettifica di altri 200.000 euro su quelli usati. E a proposito di turismo, località siciliane prese d'assalto per il lungo ponte del 1° maggio, tra le mete preferite il mare, ma anche i siti archeologici. Roberta Lunghi. Domenica pomeriggio, lungo le coste tirreniche, i termometri potrebbero anche varcare la soglia dei 26, localmente anche 27 gradi, in particolare tra il palermitano e il messinese tirrenico. Una perturbazione di origine nordafricana ci interesserà da vicino a partire dalla giornata di martedì, ma nel corso della giornata del 1° maggio questa perturbazione è destinata a risalire l'Italia peninsulare, quindi a lasciare la Sicilia. In una giornata che sembra essere il preludio al caldo imminente che verrà, l'effetto della scia del ponte del 25 aprile racconta di un turismo presente ed entusiasta, di corse ed esercizi di fronte al mare e di timide presenze nell'amatissima spiaggetta nera di San Giovanni Licuti a Catania. Pianifichiamo il fine settimana che arriva e il 1° maggio? Noi che siamo catanesi, io vado a Siracusa. Catania and after this Etna. We are from Bulgaria. This destination is top location. Di certo il freddo non ha scoraggiato il turismo, soprattutto estero, solitamente programmato e che conferma l'isola al top delle preferenze ancora una volta e in prospettiva anche per il ponte del 1° maggio. La Sicilia gettonatissima e non solo dai turisti ma anche dai siciliani. Molti infatti preferiscono rimanere qui durante le vacanze, molti prenotano nelle strutture che sono sold out, ormai non esistono più i cosiddetti last minute perché tutto viene prenotato molto prima. Le mete? L'attenzione si divide equamente fra mare e cultura, grazie ai molteplici siti archeologici. Fra tutti poi c'è chi si accontenta di stare sulla propria panchina preferita, a guardare il mare e respirarne il profumo, ma guai a dire che si tratta di poca cosa. Il costume di sotto sembri. Ce l'ha anche adesso il costume? Ce l'ho di sotto che ho messo. Non si sa mai. Anche i ricambi mi porto ogni volta. Mercati agroalimentari Massa e Comune di Catania insieme per fronteggiare l'emergenza di scariche. Uno bonifica, l'altro mantiene le aree ripulite. Ecco com'è cambiata la situazione. Lo abbiamo visto con Tonino De Mano. Uno bonifica, l'altro preserva. La sinergia tra Massa e Comune di Catania porta ad un primo risultato tangibile e sotto gli occhi di tutti, con una strada letteralmente ricoperta di rifiuti finalmente ripulita, dove adesso, grazie ad un sofisticato sistema di videosorveglianza, non si scorge neanche una carta. L'immagine che vedete è stata girata alla stampa dai vertici del MAS in un incontro a cui hanno partecipato il sindaco Trantino, l'assessore all'ecologia Tomarchio e numerosi operatori del mercato agroalimentare. Oggi, quella distesa di chilometri e chilometri di rifiuti a ridosso della SP70 in via Passo del Fico è tornata ad assumere le normali sembianze di una strada, a testimonianza che la prevenzione e la repressione funzionano sempre. Questa è dimostrazione che quando uno fa il sistema poi i risultati li porta sempre a casa. Noi abbiamo chiesto la disponibilità all'amministrazione comunale, vammi a bonificare quest'area, me la prendo in custode io, ti metto le telecamere, li vado a collegare con i vigili urbani, il risultato è che dopo 2 mesi non troviamo più nemmeno un sacchetto di spazzatura. Sulla stessa lunghezza d'onda l'assessore Tomarchio. Questa è un'operazione già conclusa. Il messaggio positivo è la sinergia tra i due enti, tra il MAS e il Comune di Catania. Un intervento molto atteso, anche perché si erano verificati incendi, deturpazioni varie dei soliti incivili. Invece abbiamo bonificato, ma non ci siamo fermati lì. Abbiamo cercato di risolvere in modo strutturale il problema. Poi l'appello. Porre un po' più di attenzione, in fondo è casa nostra. L'incontro ha gettato le basi sul rilancio della zona che necessita di ulteriori interventi strutturali. In arrivo fondi PNRR per la cronica mancanza di acqua e di illuminazione in un tratto da Bicocca a Contrada Iungetto, totalmente al buio e spesso teatro di gravi incidenti stradali. Intanto il Consiglio Comunale, con 26 voti a favore e 6 astenuti, ha approvato il bilancio per il triennio 2024-2027. Ad anticiparlo, durante la puntata di Sicilia 24 Focus, il sindaco di Catania Enrico Trantino. Sentiamo.
Un atto importante per ripartire, lo ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino durante l'appuntamento con il sindaco all'interno di Sicilia 24 Focus, in onda come ogni venerdì su Telecolor, annunciando l'approvazione in Consiglio Comunale del bilancio di previsione per il triennio 2024-2027, un atto che assume enorme valore per la città. Ripartire per noi significa attivare le progressioni verticali e quindi avere delle categorie CD che ci permettano di essere più propositivi nell'azione amministrativa, significa bandire i concorsi per l'assunzione famosa degli 80 vigili urbani, 35 istruttori tecnici e 35 istruttori di ragioneria. Insomma, stiamo finalmente mettendo quel motore che fino adesso è mancato e che ci permetterà, spero, di essere più determinati nell'azione. Sempre molte le domande via WhatsApp dei telespettatori, tra problemi dedicati alla Tari e alla necessità di deratizzazione in alcuni quartieri, è emersa anche la voglia di sapere quando riaprirà l'anfiteatro di Piazza Stesicoro. Abbiamo approvato ieri o l'altro ieri, non ricordo, in giunta la relativa delibera con cui si autorizza la firma della convenzione. Stamattina mi hanno dato comunicazioni che il relativo comitato tecnico scientifico del parco archeologico che deve ratificare questa delibera sarà giorno 6. Perfezionato quest'iter, subito entriamo, puliamo, installiamo le luci che daranno anche un'illuminazione architettonica dal basso all'anfiteatro per renderlo, spero, stupendo. E finalmente potremo riaprirlo. La febbre del gioco d'azzardo è in crescita tra i più giovani e gli over 65. Ad Agrigento è stato inaugurato il centro di ascolto per persone con problemi di ludopatia e sovraindebitamento. Davide Sardo. Uno sportello di ascolto per una dipendenza i cui numeri continuano a crescere in modo preoccupante, la ludopatia. L'obiettivo è quello di dare la possibilità di far emergere questa problematica sociale attraverso un canale un po' più defilato rispetto ai canali tradizionali quali i SERD, perché abbiamo capito che il ludopatico, in quanto soggetto malato, ha difficoltà ad avere consapevolezza della propria patologia. La provincia di Agrigento in Sicilia si piazza sempre al terzo-quarto posto rispetto ai dati della ludopatia. Sottolineo sempre che i dati sono falsati dal sommerso. Alcune famiglie lograno i rapporti a causa di queste situazioni. Qualche esperienza mia parrocchiale pregressa è stata legata a uno sfaldamento di qualche famiglia proprio a causa della ludopatia. Per aiutare quanti si trovano in difficoltà economica a causa del gioco d'azzardo patologico e del sovraindebitamento, la Caritas diocesana di Agrigento, in collaborazione con la cooperativa Sub Tutela Dei, ha realizzato e inaugurato un centro dedicato all'accoglienza, all'ascolto e all'orientamento di giovani e adulti vittime delle vecchie e nuove forme di dipendenza, con particolare attenzione alla ludopatia. Il progetto del centro di ascolto, che si trova in via Barone 2 nel centro storico, all'interno del locale della Fondazione Mondo Altro, è stato presentato durante un convegno dal titolo Disturbo da gioco d'azzardo e sovraindebitamento presso il Palazzo Vescovile di Agrigento. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio. Oggi giornata di grande sport per le tre siciliane, giornata decisiva soprattutto per il Catania che si appresta a giocare l'ultima partita di campionato, quella decisiva per i play-off o i play-out. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio. Partiamo dalla Serie B dove il Palermo scenderà in campo oggi pomeriggio alle 16:15 al Barbera per affrontare la Reggiana. Torna Ranocchia tra i convocati, Mignani cerca il primo successo sulla panchina rosanero. Marco Gullà.
I risultati degli anticipi di ieri sorridono al Palermo, il Catanzaro quinto pareggia, la Cremonese quarta invece perde sul campo del Venezia, occasione quindi più che ghiotta per il Palermo che oggi pomeriggio alle 16:15 al Barbera affronterà la Reggiana. Una vittoria potrebbe permettere ai rosanero di tornare in corsa per il quinto e anche quarto posto. Ancora tutto è aperto, ma la formazione di Mignani deve necessariamente centrare i 3 punti oggi pomeriggio. Buona parte del campionato è passato, noi siamo in una situazione del campionato dobbiamo cominciare a lavorare su noi stessi per realmente credere di poter essere una mina vagante, di poter essere una squadra fastidiosa, però dipende sempre da noi, dipende sempre da come approcciamo le partite. Torna Ranocchia, è tra i convocati ma non dovrebbe partire titolare. Sicuramente a centrocampo spazio a Gomez, Henderson e Di Francesco. Il Palermo si affida a Brunori per ritrovare la vittoria che al Barbera manca da 2 mesi. La Reggiana ha vari assenti, arriva da 3 sconfitte consecutive ma ha gli uomini giusti per fare male al Palermo come Gondò e Portanova. E adesso la Serie C, ultima giornata di campionato per il Catania che attende il Benevento oggi al Massimino con l'obiettivo di salvarsi e garantirsi così la partecipazione ai prossimi play-off, pubblico delle grandi occasioni per una partita che vale la stagione. Fischio d'inizio alle 18:30. Marco Carli. Salvare la stagione perché la Coppa Italia da sola, senza play-off e con l'incubo play-out sarebbe una luce troppo fioca in un anno che definire travagliato è poco. Il Catania davanti al solito affetto del suo pubblico sempre presente al Massimino cerca col Benevento il colpo di coda dopo tanti match point sprecati. Serve non ripetere quello che si è visto col Sorrento in altre partite, serve mettere in campo l'atteggiamento che il Catania ha saputo mostrare in alcune gare da dentro fuori. Dopo quello che è successo l'ultima trasferta o altre trasferte, capisco i vostri dubbi e capisco anche qualsiasi situazione che possa far pensare diversamente, però credo che in questo momento la responsabilità è tanta e vanno prese, queste responsabilità vanno affrontate, vanno prese di petto. L'allenatore rossazzurro non rinuncia a chiudere gli spazi in chiave difensiva, retroguardia a 5 in fase di non possesso fra i convocati Sturaro e Teio, davanti pronti a dare il loro contributo di Carmine e Cianci. Dobbiamo stare più tempo possibile, se possibile 95 minuti dentro la partita. Catania-Benevento sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, interventi da studio e interazione con il pubblico da casa. A fine match le interviste in anteprima con i protagonisti. Il Messina invece già salvo chiude oggi pomeriggio la sua stagione a Monopoli contro un avversario che invece è in corsa per la salvezza. Modica presenta novità in formazione. Sergio Colosi. Giacomo Modica chiama Pietro Sciotto, non risponde. La settimana fredda tra società da una parte, tecnico e squadra dall'altra ha fatto da preludio all'ultimo appuntamento stagionale del Messina, oggi pomeriggio al Veneziani, contro un Monopoli disperato ad un passo dai play-out. Una trasferta che sa tanto di passo d'addio per molti, Modica compreso, se non interverranno nuovi fattori. Il silenzio di Sciotto prosegue su tutta la linea, nonostante le dichiarazioni del tecnico, disponibile a prolungare il suo accordo anche per la prossima stagione. Mentre i tifosi si schierano con Modica e oggi in Puglia continueranno la contestazione a Sciotto, il Messina ha preparato l'ultimo atto a salvezza raggiunta. Il modulo è il 4-2-3-1, assenti Ortisi e Civilleri. In porta Fumagalli, ma a gare in corso potrebbe subentrargli Piana. In difesa Manetta e Pacciardi centrali con Salve Dumbravano ai lati. In mediana Franco e Frisenna. Sulla tre quarti Signorile a destra e Mausso al centro e Zunno a sinistra con Luciani punta. Giallorossi mai vittoriosi a Monopoli con 7 sconfitte e 3 pareggi e le differenti motivazioni non indicano questa come l'occasione ideale per cambiare registro. Era il nostro ultimo servizio che chiude questa prima edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che la prossima edizione ritorna alle 13:30. Intanto vi lascio con la rassegna stampa curata da Angelo Gagliano. A più tardi.
Buongiorno e benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Flop Sicily, la Procura della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo per accertare le cause del buco da oltre 10 milioni di euro dovuto a spese non riconosciute dall'Unione Europea ma già sostenute dalla Regione. 70 cuori spezzati piantati nella sabbia al Lido di Naxos, nuova iniziativa dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina contro la chiusura del polo di eccellenza sanitaria. Sì dell'Europa alla nuova politica agricola comune. Gli agricoltori siciliani delusi annunciano non andremo a votare. Intanto nell'isola si aggrava il problema della siccità e in vista della stagione estiva c'è un altro problema, la carenza di vigili del fuoco. Al TG Sicilia il caso di Paternò. Devi comprare la carne da noi. Imprenditore minacciato e ricattato da 2 estorsori catanesi finiti in manette. I 2 in passato lo avevano obbligato ad acquistare la carne presso l'azienda nella quale lavoravano. Furti e vetrine spaccate, ancora allarme sicurezza a Palermo. Il salotto buono della città preso di mira dai ladri. Preoccupati gli esercenti. Maria Grazia Cucinotta, Francesco Pannofino, Carla Signoris, le star del cinema italiano si incontrano a Salina per la 13ª edizione del Mare Festival, che quest'anno celebra i 30 anni del film Il Postino. Calcio in Serie B, il Palermo tra poco in campo al Barbera contro la Reggiana. Mignani cerca la prima vittoria dal suo arrivo in panchina. Ranocchia torna disponibile. In Serie C 90 minuti da brivido per il Catania contro il Benevento, sarà decisiva per i play-off o per i play-out. Il Messina, già salvo, chiude la stagione a Monopoli con alcune novità e informazioni. Ancora ben trovati, lo avete sentito dai nostri titoli. Finisce sui tavoli della magistratura contabile il flop del programma Sicily della regione siciliana. La procura della Corte dei Conti appunto ha aperto un fascicolo per verificare le cause del buco da oltre 10 milioni di euro dovuto a spese non riconosciute dall'Unione Europea ma che la Sicilia ha già sostenuto. Sentiamo Manlio Viola. Un fascicolo di indagine per verificare se ci sia stato danno erariale nelle scelte operate dal governo Musumeci in occasione del programma Sicily, lanciato in piena estate del Covid per far ripartire il turismo nell'isola. La procura della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione siciliana verificherà le cause che hanno portato a un buco di bilancio di oltre 10 milioni di euro dovuto alle spese che l'Unione Europea contesta alla regione. In pratica il meccanismo messo in campo semplicemente non ha funzionato. La regione ha pagato albergatori e tour operator per mettere a disposizione servizi nei confronti dei turisti. In seguito ha tentato di avere indietro le somme relative alle stanze e ai tour prenotati ma non usati, ma senza riuscirvi. Gli albergatori hanno posto il principio in base al quale stanze e servizi prenotati sono rimasti comunque a disposizione dell'amministrazione, quindi non potevano essere venduti. Ma Bruxelles non accetta queste voci e non pagherà i servizi non fruiti. La parte più consistente del buco fa riferimento a 2 voci. Si tratta di 4 milioni di euro per i pernottamenti e 3 milioni di euro di spesa inammissibile corrispondente a voucher non utilizzati per tour e servizi aggiuntivi, oltre a una rettifica complessiva sulle 2 voci di spesa ammesse per un altro $500,000 di euro circa. E a rischio ci sono altri 10 milioni ancora da certificare. 70 cuori spezzati piantati nella sabbia. Al Lido di Giardini Naxos l'iniziativa dei genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per chiedere la deroga al decreto Balduzzi e quindi scongiurare così la chiusura del centro. Francesco Triolo. Perché il cuore non può aspettare, un paziente non può aspettare, bisogna darsi una mossa. L'appello, l'ennesimo, delle famiglie dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. La proroga scadrà il 31 luglio, ma la clessidra sta esaurendo la sabbia, quella stessa sabbia dove questa mattina a Giardini Naxos sono stati piantati 70 cuori spezzati, ognuno con un nome, quello dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, del presidente della regione Renato Schifani, e l'iniziativa promossa dai genitori dei piccoli pazienti della cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina per
sensibilizzare i parlamentari siciliani a scendere in campo contro la chiusura del centro. Chiedono la deroga al decreto Balduzzi, un intervento deciso di tutta la politica siciliana col ministro Schillaci ed il governo nazionale, una richiesta ufficiale del governo regionale. Non permetteremo ancora di giocare con la vita dei nostri figli e siamo stanchi di vivere con la paura di non poter far curare i nostri ragazzi nel centro che da sempre li ha in cura, hanno detto. Siamo qui, continuiamo a non avere concretezza nelle nostre mani, a non vedere nulla di concreto e vogliamo appunto che non si infili la testa nella sabbia come gli struzzi, per cui abbiamo fatto capire che con tanto amore invitiamo i lor signori a concretizzare, a darci una mano affinché questo gioiello della Sicilia non si disperda, non si dissolva in questa assurda tempistica della politica che ormai ci sta stretta. Vogliamo concretezza. Attualmente sono 21 i bambini ricoverati a Taormina. La settimana scorsa, nell'arco di sole 48 ore, si sono registrate 2 emergenze che hanno reso necessario il trasferimento dei piccoli pazienti dalla Calabria alla cardiochirurgia pediatrica di Taormina. E dell'emergenza del sistema sanitario siciliano si parlerà oggi al Punto, condotto da Luca Ciliberti, in onda alle 14.30 su Telecolor e alle 20.30 su Antenna Sicilia, per affrontare il tema della mancanza di medici, delle liste d'attesa infinite e delle fughe dalla Sicilia di sanitari e pazienti. Tra gli ospiti c'è anche Salvatore Iacolino, direttore generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla salute. Il programma andrà in onda anche in streaming su La Sicilia Web. Mentre l'Unione Europea si pronuncia sulla nuova politica agricola comune in attesa dell'adozione del Consiglio, in Sicilia resta il problema della siccità. Il governo regionale ha spedito a Roma la documentazione per chiedere lo stato di emergenza nazionale. Simona Mazzone. Alla fine la votazione del Parlamento europeo sulla modifica della politica agricola comune, la cosiddetta PAC, non ha riservato colpi di scena. Con 425 voti a favore, 130 contrari e 33 astenuti, gli eurodeputati hanno deciso sulle proposte presentate in Parlamento dalla Commissione dopo le durissime proteste degli agricoltori in tutta Europa e a Bruxelles, con presidi nelle singole regioni come in Sicilia, dove sono stati costanti e molto partecipati. In sostanza si è dato il via libera ad una burocrazia più snella, con un'esenzione dei controlli per le aziende agricole inferiori a 10 ettari, deroghe agli obblighi ambientali per accedere ai fondi UE e rivisitazione delle procedure in tema di PAC, per dirne alcune. Insomma, meno obblighi, più flessibilità al settore. Il regolamento dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio prima di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non si ritengono però soddisfatti i promotori dei presidi siciliani, che hanno momentaneamente allentato la protesta, ma si ripartirà a novembre, garantiscono, e assicurano che per manifestare il proprio dissenso non andranno a votare alle prossime elezioni europee. Nessuno ci rappresenta, dicono. Intanto in questi giorni il governo siciliano ha trasmesso a Roma la documentazione per richiedere lo stato di emergenza nazionale per la siccità in Sicilia. La crisi idrica, causata dall'assenza di piogge durante la stagione invernale, ha contribuito a mettere in ginocchio l'agricoltura. Adesso spetta al Consiglio dei Ministri adottare il provvedimento per lo stato di emergenza per la siccità. Dopo questo passo, tra gli interventi più urgenti si prevede l'acquisto di autobotti destinate ai comuni dell'isola in crisi, la rigenerazione dei pozzi esistenti e il ripristino di quelli abbandonati. Ma nel lungo periodo si dovrà intervenire anche sulle condutture danneggiate o troppo vetuste e sulla riattivazione del dissalatore di Porto Empedocle. La Sicilia si prepara ad affrontare un'estate senza acqua, come abbiamo sentito, ma anche con pochi vigili del fuoco. E c'è un caso eclatante, quello che arriva da Paternò nel Catanese, dove la caserma dei vigili del fuoco è rimasta chiusa per un turno di 12 ore. I sindacati intervengono sull'ennesima chiusura appunto del distaccamento proprio a causa della carenza di organico. Ci racconta tutto Eva Spampinato. Alle porte dell'estate, con l'emergenza siccità che incombe in Sicilia e l'emergenza incendi che nel periodo estivo diventa una delle urgenze dell'isola, in provincia di Catania, a Paternò, la caserma dei Vigili del Fuoco viene chiusa per 12 ore per mancanza di personale. Abbiamo più volte sollecitato a vari livelli la politica, la nostra amministrazione, per far sì che tutti i distaccamenti abbiano le unità che meritano. C'è almeno 8, perché un SD3 deve avere 8 unità, distaccamenti SD4 come Cireale, Priolo, Marsala ne devono avere 14.
che allo stato attuale sono tutti sottodimensionati, senza che abbiano gli organici per poter garantire il soccorso tecnico urgente. Non è la prima volta che accade, denunciano i sindacati, distaccamenti sottodimensionati e mancanza di fondi alla base del problema. Ribadiamo che torneremo nuovamente in piazza sotto le prefetture, da Catania ad arrivare fino a Trapani, a Messina, a Palermo, dovunque serva la nostra voce noi ci saremo, perché siamo stanchi di ribadire sempre le stesse problematiche. Fin quando nessuno si farà male, la protesta ci sarà e sarà pacifica, ma se qualche collega dovesse farsi male perché mancano le unità e nessuno interviene, le nostre azioni saranno molto più incisive, sempre nel rispetto e la tutela della salvaguardia della popolazione. E adesso la cronaca. Un imprenditore vittima di 2 estortori della provincia di Catania era costretto a rifornirsi di carne per i suoi supermercati da una azienda. 2 gli arresti. Simona Mazzone. Devi comprare la carne da noi, così l'imprenditore che in passato gestiva una catena di supermercati nella provincia etnea veniva ricattato da 2 estorsori oggi arrestati dai carabinieri di Taormina dopo una fitta rete di indagini. Si tratta di un 48enne e un 80enne residenti in provincia di Catania, quest'ultimo già condannato per associazione mafiosa. All'80enne è contestato anche il reato di falsa attestazione sull'identità, poiché si è presentato negli uffici comunali dove abita l'imprenditore e fingendosi avvocato si è fatto consegnare un suo certificato di residenza. Tutto è iniziato alla fine dello scorso anno. La vittima si è presentata davanti ai carabinieri di Sant'Alessio Siculo denunciando i fatti. Le indagini hanno appurato che i 2 dal 2019 hanno prima costretto l'imprenditore a rifornirsi di carne da un'azienda per la quale lavoravano come rappresentanti, in modo da potersi garantire provvigioni sicure. In un secondo momento, quando l'imprenditore aveva ceduto i propri supermercati, il 48enne e l'80enne, vantando l'appartenenza di quest'ultimo al clan dei Laudani, hanno iniziato a pretendere somme di denaro in contanti, riferendosi ad un presunto debito dell'uomo, in realtà non giustificato. La richiesta avveniva anche direttamente a casa della vittima, con la minaccia di un imminente pericolo per l'incolumità dei suoi familiari e per la sua abitazione o l'auto. In un'occasione l'imprenditore sarebbe stato costretto addirittura a recapitare il denaro richiesto direttamente a casa di uno degli estorsori, in quel momento ai domiciliari. E poi appostamenti, messaggi intimidatori, persino minacce alla moglie dell'uomo attraverso i suoi profili social. I 2, oltre alle forniture di carne, sarebbero riusciti ad estorcere all'uomo circa 6.000 euro. Furti e vetrine spaccate. Ancora allarme sicurezza a Palermo. Anche il salotto buono della città viene preso di mira dai ladri e gli esercenti sono molto preoccupati. Marco Gullà. Il copione è sempre lo stesso e sta ormai diventando sempre più usuale. I ladri spaccano la vetrina di un negozio, creano il buco per accedere e poi rubano tutto quello che possono prendere. La spaccata a Palermo, un film visto e rivisto. Qui siamo in Piazza Verdi, accanto al Teatro Massimo. I ladri hanno fatto irruzione in un bar. Qualcuno, nel cuore della notte, ha danneggiato la vetrina del Bistrò Verdi 13 ed è entrato nell'esercizio commerciale portando via il registratore di cassa. Una piazza che è tutta nota. E mai potevamo pensare che succedesse non a noi ma in un sito, come dire, così di interesse pubblico. E in effetti ormai le spaccate sono quasi all'ordine del giorno. Basta notte che non c'è una spaccata, ormai ci siamo anche un po' allargati, non solo il quadrilatero della stazione centrale ma anche Piazza Verdi, l'ultima spaccata. È chiaro che non si può continuare così, è necessario che le forze dell'ordine siano aumentate proprio per prevenire tutto quello che succede, soprattutto di notte. La scorsa notte presa di mira anche un'edicola, non sempre però fila tutto liscio e per fortuna a volte può anche finire così. E c'è un'altra notizia che arriva da Palermo. 2 uomini a volto coperto sono entrati la scorsa notte in un ristorante di via Calcante. I 2 hanno minacciato i titolari e si sono fatti consegnare dei soldi. Non si sa se fossero armati. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno vagliando anche le immagini di video del sistema di videosorveglianza.
Irruzione imprevista durante una gara ciclistica a Solarino nel Siracusano il 25 aprile scorso. Come vedete in queste immagini i ciclisti erano ormai in vista dell'arrivo quando da una stradina laterale è spuntato un cavallo montato da un fantino e scortato da uno scooter con a bordo 2 persone. Attimi di paura per gli spettatori ma soprattutto tra gli atleti che hanno rischiato di essere travolti dal cavallo. 3 sono le persone denunciate. E poi continuiamo con la cronaca. I carabinieri hanno arrestato a Catania per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie Nunzio Zuccaro di 62 anni, mafioso che ha vari precedenti, tra cui 2 omicidi. A denunciare l'uomo è stata la donna. Le indagini hanno fatto luce su una lunga serie di minacce e vessazioni messe in atto sin da quando l'uomo era ancora detenuto in carcere per scontare una pena di 30 anni che poi è terminata nel 2020. Chiudiamo adesso la nostra pagina della cronaca e andiamo invece ad Agrigento, perché proprio nella città dei templi ha fatto tappa il viaggio in moto Wonder Italy, che punta alla scoperta dei borghi più belli della Sicilia. La tappa siciliana si concluderà il 1° maggio dopo aver attraversato le province di Catania, Siracusa e Messina. Davide Sardo. Appassionati di moto da tutta Italia e dall'estero vivono un'esperienza straordinaria. Il viaggio in moto Wonder Italy attraverso i borghi più belli della Sicilia, in programma fino al prossimo 1° maggio. Questo tour offre un'esperienza senza pari, unendo la passione per le 2 ruote alla scoperta delle bellezze naturali, storiche e culinarie dell'isola siciliana. Partita da Terni lo scorso 24 aprile, la carovana dei motociclisti si è avventurata in un viaggio esplorativo attraverso le meraviglie della Sicilia, un'esperienza che va ben oltre il semplice percorrere strade in moto. Il viaggio ha fatto tappa in provincia di Agrigento. Dopo 10 anni di organizzazioni posso dire che in Sicilia abbiamo trovato la più bella accoglienza di tutti gli anni. Abbiamo omaggiato sia Agrigento, la Valle dei Templi che Aragona, nonostante non siano borghi, perché siamo legati da una grande amicizia con dei motociclisti di qua. Tutta la Sicilia è bellissima, veramente, la gente è la più simpatica dell'Italia. Voi avete un'ospitalità e un grado di riconoscenza comunque eccezionale, che non si trova in nessun'altra parte del mondo. Il paesaggio stupendo, comunque una pecca che devo fare: le strade non ben asfaltate, in alcuni punti sono un po' lasciate allo sbando e questo magari è un punto a sfavore. I partecipanti hanno l'opportunità di immergersi completamente nella ricca storia, cultura e gastronomia siciliane, scoprendo angoli di inestimabile valore che solo quest'isola sa offrire. Prossime tappe: Enna, Siracusa, Catania e Messina. L'isola di Salina invece celebra i 30 anni del film Il Postino, l'ultima opera dell'attore Massimo Troisi, che viene celebrato ogni anno con un premio e una kermesse cinematografica. Maria Grazia Cucinotta, confermata madrina della 13ª edizione del Mare Festival. Tra i primi nomi presenti a giugno sull'isola, Francesco Pannofino e Carla Signoris. Ci dice tutto Eva Spampinato. Note semplici che arrivano dritte al cuore, quelle di Luis Bacalov, che scandiscono i momenti salienti del film Testamento di Massimo Troisi. Il Postino compie 30 anni, il terzo film italiano più visto nel mondo, girato nel 1994 e candidato a 5 premi Oscar nel 96, rappresenta il testamento cinematografico di Troisi, l'ultima opera, la più riuscita, la più poetica dell'attore regista, che morì a soli 41 anni, poco dopo la fine delle riprese che si svolsero tra Salina e Procida. Aquí nella isola è il mare. In alcune scuole all'estero viene studiato il film Il Postino, perché sarà forse per anche la morte dell'attore a poche ore dopo il film, sarà per questa location che è stata effettivamente molto bucolica, molto poetica, conosciuta in tutto il mondo grazie al tramonto di Pollara, e Il Postino ha lasciato questo ricordo indelebile. E l'Isola delle Olie ogni anno celebra l'attore napoletano con il premio Troisi, arrivato alla 13ª edizione. Ricordare Troisi, ma anche far conoscere i talenti emergenti, far conoscere i nuovi film, i nuovi progetti, tanti attori che saranno con noi in questa 13ª edizione. Dal 14 al 16 giugno il Mare Festival, che nelle 12 passate edizioni ha consegnato 82 premi Troisi, trasformerà Salina in una piccola capitale del cinema.
e arrivano già i primi nomi dei premiati dell'edizione 2024. Vi posso anticipare, sarà con noi un attore che inseguo da un po' di anni, grandissimo anche doppiatore, Francesco Pannofino, un nome e un volto ormai che sono garanzia di altissima qualità. E poi ho avuto proprio conferma nei giorni scorsi di un'altra attrice che amo molto, Carla Signoris. Anche per quest'anno la madrina della manifestazione sarà Maria Grazia Cucinotta, che grazie al postino conobbe un successo mondiale. Tra poco vi parliamo di questo pomeriggio che ci aspetta all'insegna dello sport, del calcio. Scenderanno in campo le tre siciliane, Palermo, Catania e Messina. Ultima giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C, con il Catania che si trova ad un bivio tra play-off e play-out, e poi il Palermo che cerca di nuovo la vittoria in casa al Barbera. Tutto questo tra pochissimo, dopo una breve pausa. Seconda parte del nostro giornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio con il Palermo in campo questo pomeriggio alle 16:15 al Barbera per affrontare la Reggiana. Torna Ranocchia tra i convocati. Mignani cerca il primo successo sulla panchina rosanero. Sentiamo. I risultati degli anticipi di ieri sorridono al Palermo. Il Catanzaro quinto pareggia, la Cremonese quarta invece perde sul campo del Venezia. Occasione quindi più che ghiotta per il Palermo, che oggi pomeriggio alle 16:15 al Barbera affronterà la Reggiana. Una vittoria potrebbe permettere ai rosanero di tornare in corsa per il quinto e anche quarto posto. Ancora tutto è aperto, ma la formazione di Mignani deve necessariamente centrare i 3 punti oggi pomeriggio. Buona parte del campionato è passato, noi siamo in una situazione del campionato dove dobbiamo cominciare a lavorare su noi stessi per realmente credere di poter essere una mina vagante, di poter essere una squadra fastidiosa, però dipende sempre da noi, dipende sempre da come approcciamo le partite. Torna Ranocchia, è tra i convocati ma non dovrebbe partire titolare. Sicuramente a centrocampo spazio a Gomez, Henderson e Di Francesco. Il Palermo si affida a Brunori per ritrovare la vittoria che al Barbera manca da 2 mesi. La Reggiana ha vari assenti, arriva da 3 sconfitte consecutive, ma ha gli uomini giusti per fare male al Palermo come Gondò e Portanova. In Serie C, ultima giornata di campionato con il Catania che attende il Benevento oggi al Massimino, con l'obiettivo di salvarsi e garantirsi la partecipazione ai prossimi play-off. Pubblico delle grandi occasioni per una partita che vale un'intera stagione. Marco Carli. Salvare la stagione, perché la Coppa Italia da sola, senza play-off e con l'incubo play-out, sarebbe una luce troppo fioca in un anno che definire travagliato è poco. Il Catania, davanti al solito affetto del suo pubblico sempre presente al Massimino, cerca col Benevento il colpo di coda dopo tanti match point sprecati. Serve non ripetere quello che si è visto col Sorrento in altre partite, serve mettere in campo l'atteggiamento che il Catania ha saputo mostrare in alcune gare da dentro fuori. Dopo quello che è successo l'ultima trasferta o altre trasferte, capisco i vostri dubbi e capisco anche qualsiasi situazione che possa far pensare diversamente, però credo che in questo momento la responsabilità è tanta e vanno prese, queste responsabilità vanno affrontate, vanno prese di petto. L'allenatore rossazzurro non rinuncia a chiudere gli spazi in chiave difensiva, retroguardia a 5 in fase di non possesso fra i convocati Sturaro e Teio, davanti pronti a dare il loro contributo di Carmine e Cianci. Dobbiamo stare più tempo possibile, se possibile 95 minuti dentro la partita. Catania-Benevento sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino, interventi da studio e interazione con il pubblico da casa. A fine match le interviste in anteprima con i protagonisti. E poi c'è il Messina che invece è già salvo e chiude oggi pomeriggio la sua stagione a Monopoli contro un avversario invece in corsa per la salvezza. Modica presenta novità in formazione. Ce ne parla Sergio Colosi. Giacomo Modica chiama Pietro Sciotto, non risponde. La settimana fredda tra società da una parte, tecnico e squadra dall'altra ha fatto da preludio all'ultimo appuntamento stagionale del Messina, oggi pomeriggio al Veneziani, contro un Monopoli disperato ad un passo dai play-out. Una trasferta che sta tanto di passo d'addio per molti, Modica compreso, se non interverranno nuovi fattori. Il silenzio di Sciotto prosegue su tutta la linea, nonostante le dichiarazioni del tecnico
unico, disponibile a prolungare il suo accordo anche per la prossima stagione. Mentre i tifosi si schierano con Modica e oggi in Puglia continueranno la contestazione a Sciotto, il Messina ha preparato l'ultimo atto a salvezza raggiunta. Il modulo è il 4-2-3-1, assenti Ortisi e Civilleri. In porta Fumagalli, ma a gare in corso potrebbe subentrargli Piana. In difesa Manetta e Pacciardi centrali con Salve Dumbravano ai lati. In mediana Franco e Frisenna. Sulla tre quarti Signorile a destra e Mausso al centro e Zunno a sinistra con Luciani punta. Giallorossi mai vittoriosi a Monopoli con 7 sconfitte e 3 pareggi, e le differenti motivazioni non indicano questa come l'occasione ideale per cambiare registro. Un pomeriggio quindi ricco di appuntamenti per gli amanti del calcio. Noi ci fermiamo qui con questa edizione del TG Sicilia, che vi ricordo ritorna più tardi alle 20. Intanto vi ringrazio per essere stati con noi. A tutti voi un buon proseguimento.